benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dopo il ciclone, i danni nella regione ora superano il miliardo. Schifani stamattina a Racicastello e Stazzo, poi a Riposto e a Lungomare di Catania. Conclusa l'allarmante ricognizione, si nominerà un commissario per la ricostruzione. Nella cattedrale di Cefalù, applauso di Mattarella per esprimere con il sindaco e i presenti vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dal ciclone. Il capo dello Stato presenzia il convegno Mediterraneo, mare di pace? Legambiente denuncia in Sicilia il cemento illegale ha ridotto di 1/3 il suolo a 300 metri dalla costa. E ad Agrigento lancia l'allarme Mare Amico. Da tempo le onde sgretolano la falesia dello Zingarello, ma nessuno interviene. A rischio le spiagge del litorale. A Catania la polizia disinnesca a San Cristoforo un potente ordigno esplosivo nascosto in cantina e pronto per scassinare bancomat. Sarebbe bastata una scintilla per far saltare in aria l'intero palazzo. Provvidenziale il fiuto dei cani degli agenti. Siracusa non si piega, corteo contro il racket delle estorsioni dopo la serie di intimidazioni ai commercianti dalla periferia al centro, chieste più telecamere e vigilanza. Calcio, il Palermo vuole lo strappo decisivo, dopo 8 gare utili i rosanero cercano l'acuto in trasferta. Oggi a Modena Inzaghi chiede una grande prestazione. Serie C, Catania, dopo gli ultimi colpi di mercato, attende il Cosenza per mantenere la vetta della classifica. Fra poco in campo il Siracusa a Benevento. Domani il Trapani gioca a Caserta. Bentrovati. Harry, la via Crucis del presidente della regione Schifani che ha visitato stamattina a Citrezza, Stazzo e Riposto. Ovunque scene di devastazione. La ricostruzione dovrà tenere conto dei cambiamenti climatici. Intanto lievitano a oltre 1 miliardo i danni. Tonino De Mana. Dal messinese al catanese sembra una via crucis sui luoghi della devastazione lasciata alle spalle dal ciclone Harry. Sembra quasi una processione in testa il presidente della regione Schifani che in mattinata ha visitato Acitrezza, Stazzo e Riposto e martoriato il litorale acese con le case sventrate dalla furia del mare che ha distrutto ogni cosa. Muri, cancelli, ringhiere, massi lavici, blocchi di cemento sono stati scaraventati a metri e metri di distanza. Schifani osserva, entra in quel che resta delle abitazioni, il mare è bello però è pericoloso. Sì, si è dimostrato tale purtroppo, è cambiato il clima, è cambiato l'ecosistema, naturalmente occorrerà una pianificazione urbanistica diversa a tutela dei comuni che si affacciano sul mare. Per fortuna non vedo crolli, quindi vedo interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione che possono essere gestiti in tempi medi. A proposito di crolli, si teme il crollo del turismo? Questo è un grande pericolo, ho denunziato la preoccupazione ieri a Taormina. Taormina non ha più una spiaggia, quindi il timore c'è, vedremo di studiare delle soluzioni alternative. Fuori programma del presidente della regione Schifani che dopo i danni a Stazzo ha voluto toccare con mano la devastazione al porto di Riposto. Guardate questo enorme blocco lavico staccatosi dal muraglione e volato via come fosse un pezzo di carta. Pescherecci affondati, ribaltati e danni enormi al porto e lievita la conta dei danni, come ribadisce il direttore della Protezione Civile Cocina. Sono arrivate ulteriori relazioni, ulteriori danni, sono arrivati i danni dall'agricoltura e dalla pesca, quindi già siamo abbondantemente sopra il miliardo di euro. Lunedì il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di calamità naturale. Poco fa il presidente Schifani ha raggiunto Catania, ha visionato i danni a lungomare dove a causa della mareggiata c'è stato un imponente crollo. Poi è stato in prefettura per fare il punto con i titolari degli stabilimenti balneari della Playa e della Scogliera devastati dal maltempo. Il presidente Mattarella anche oggi in Sicilia, dove ha partecipato al convegno in corso a Cefalù sul tema Mediterraneo, mare di pace.
In apertura l'applauso di solidarietà alle località e alle popolazioni colpite dal ciclone. Orazio Longo. La Sicilia martoriata dall'uragano Harry accoglie il presidente Mattarella in un lungo applauso di solidarietà rivolto alle comunità colpite e danneggiate dalla violenza del ciclone nei giorni scorsi. Il capo dello Stato in visita a Cefalù, ospite in Duomo del convegno Mediterraneo Mare di Pace promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis in collaborazione con la diocesi e il comune. Trasformare le differenze in ricchezza, dicono i relatori in una conversazione tra storia, cristianesimo e arte, per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo per costruire ponti di solidarietà e comprensione. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto dalle relazioni e quanto ci è stato sollecitato per un tema di riflessione anche per l'azione quotidiana a svolgere ciascuno nei suoi compiti e responsabilità. Ad accogliere il Presidente della Repubblica in una cattedrale gremita in ogni posto, numerose autorità civili e militari, presenti anche l'Arcivescovo di Palermo, l'Orefice e il Vescovo di Cefalù, Marciante. Dopo i crolli, gli allagamenti e la distruzione di interi litorali per il passaggio del ciclone che abbiamo visto poco fa, Legambiente denuncia: in Sicilia il cemento illegale ha ridotto del 30% il suolo a 300 metri dalla costa. Giusy Lazzara. La crisi climatica, la crisi ambientale, gli effetti del passaggio del ciclone sulla Sicilia sono aggravati dalla fragilità dei territori dovuti a scelte urbanistiche devastanti e l'erosione costiera dopo anni di cementificazione selvaggia. Questo è il report di Legambiente Sicilia che dopo il disastro dei giorni scorsi chiede un cambio di passo. È del tutto paradossale, oltre che responsabile, pensare di continuare a ricostruire negli stessi posti che sono esposti fortemente agli eventi estremi, così come è responsabile pensare di aggirare i vincoli ambientali con nuove colate di cemento per rispondere appunto a questi eventi emergenziali. Si è costruito sulle spiagge e sulle coste rocciose, impermeabilizzando il suolo e distruggendo le difese naturali della costa. In Sicilia negli ultimi 40 anni l'avanzata del cemento legale e illegale ha sottratto quasi il 30% di suolo entro i 300 metri dalla linea di costa. C'è bisogno, aggiunge Legambiente, di pianificazione su dati scientifici e scenari climatici aggiornati. E ad Agrigento è Mare Amico a lanciare l'allarme per il continuo arretramento causato dalle onde della falesia dello Zingarello, un fenomeno che dura da anni senza però alcun intervento. C'è a rischio la scomparsa definitiva di spiagge e colline del litorale. Davide Sardo. La falesia di Zingarello continua a crollare, un arretramento costante che va avanti da anni, aggravato dall'assenza di interventi strutturali. A denunciare la situazione è Mare Amico Agrigento. Le immagini mostrano una falesia che si sgretola giorno dopo giorno, con nuovi crolli ritenuti imminenti. Un fenomeno di erosione mai realmente contrastato. La situazione ricorda che in passato erano stati stanziati fondi per studiare il dissesto della costa di Zingarello, risorse poi dirottate altrove mai utilizzate. Quello che vediamo è colpa dell'abbandono, della mancata manutenzione e dell'erosione costiera. Presto la collina crollerà, come è crollata negli scorsi anni, anche durante la stagione estiva, facendo rischiare la vita ad alcuni bagnanti. Una criticità che si inserisce in un quadro più ampio di incuria delle coste, emerso con forza anche dopo il recente ciclone che ha messo a nudo tutta la fragilità del litorale agrigentino. I danni del maltempo, la ricostruzione, il balletto delle cifre dei fondi che saranno destinati all'emergenza saranno tutti argomenti della nuova puntata del Punto, in onda in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. All'interno dell'approfondimento condotto da Luca Ciliberti oggi tante testimonianze, immagini inedite e le reazioni della politica nazionale e regionale. Tra gli ospiti anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Galvagno, tanti sindaci e imprenditori colpiti dal ciclone Harry, alle 14.30 su Telecolor. Catania, ordigno esplosivo pronto a far saltare un bancomat scoperto e disinnescato dalla polizia nelle cantine di San Cristoforo.
provvidenziale il fiuto dei cani degli agenti. Sarebbe bastata una scintilla per far saltare in aria l'intero palazzo. Desiree Ferlito. Un ordigno dalla portata micidiale che avrebbe potuto far saltare in aria l'intero stabile di San Cristoforo a Catania, dove era nascosto. Era contenuto all'interno di una struttura in ferro e destinato con ogni probabilità a far saltare un bancomat. A scoprirlo i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, che hanno individuato un covo in una cantina del palazzo dove erano nascosti, oltre all'ordigno, anche diversi strumenti e oggetti utilizzati per scardinare bancomat e porte. Il sistema di accensione elettrico, già collegato con un accenditore ad un cavo lungo quasi 10 metri, era pronto per essere attivato. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi per azionarne l'esplosione. La bomba, pronta per mettere in atto un colpo ai danni di qualche istituto di credito o attività commerciale, avrebbe rappresentato un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini e per la stabilità degli edifici, data la sua portata. L'area è stata delimitata e i poliziotti specializzati nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell'ordigno improvvisato mediante anche alcune radiografie per verificare la consistenza interna della bomba. Successivamente hanno eliminato l'innesco elettrico e subito dopo hanno avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. Siracusa non si piega e dice no alla recrudescenza della criminalità. Ieri sera contro la mafia che controlla e che vuole imporre il pizzo, corteo con cittadini, associazioni, commercianti. Francesco Aloi. All'escalation della criminalità Siracusa risponde così: il racket delle estorsioni non fa paura. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti, dalla periferia al centro, ma come si legge su questo striscione, Siracusa non si piega. Lunedì ci sarà un incontro col prefetto, con i rappresentanti delle forze di polizia, col procuratore e col commissario nazionale anti-racket, il prefetto Maria Grazia Nicolò. E faremo un punto sulla situazione. Ma se da un lato si scende in piazza, dall'altro c'è un problema di fondo. I commercianti che denunciano sono pochi. È chiaro che l'attività estorsiva ha due finalità: uno quello di fare soldi, l'altro è quello di dimostrare che controllano il territorio. C'è solo una medicina: reagire e denunciare. Perché come invogliare chi non denuncia a farlo? Chi non denuncia deve sapere che prima o poi sarà vittima. Come ha detto più volte Cracolici, a Siracusa le famiglie mafiose si sono infiltrate nell'economia sana, una città spesso definita tranquilla, che in realtà forse così non è. L'allarme sicurezza però riguarda un po' tutta la provincia, non solo intimidazioni ma anche furti con spaccata. Per questo si chiedono più controlli e telecamere. Non possiamo immaginare che ci sia un poliziotto e una telecamera per ogni, per ogni cittadino. Bisogna fare un lavoro che sia quello della sorveglianza da un lato, della vigilanza, ma anche un lavoro culturale che va fatto. Caltanissetta in pieno scontro politico. Il sindaco Tesauro respinge l'offensiva per le sue dimissioni condotta da Area Civica e dal deputato regionale Lavardera. È partita dall'indagine sui finanziamenti illegali agli spettacoli. Rita Cinardi. E scontro politico a Caltanissetta dopo la conferenza stampa di Area Civica, alla quale ha preso parte anche il deputato regionale Ismaele Lavardera. Il sindaco Walter Tesauro è intervenuto per respingere le richieste di dimissioni e chiarire la posizione dell'amministrazione comunale. Tesauro ha ribadito la correttezza dell'azione di governo fondata sul rispetto delle procedure, sulla trasparenza degli atti e sull'interesse pubblico. Nel dibattito è stata richiamata anche la vicenda giudiziaria relativa all'utilizzo dei fondi per gli spettacoli, che vede indagati il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo braccio destro Lorenzo Tricoli, per i quali la procura ha avanzato una richiesta di arresto e che Area Civica ha indicato come riferimenti politici del sindaco. Il primo cittadino ha precisato che tali vicende non riguardano l'amministrazione comunale, ricordando che in uno Stato di diritto le responsabilità sono personali e vale la presunzione di innocenza. Infine l'invito alla consigliera Annalisa Petitto, presidente della Commissione Trasparenza, ad un confronto più propositivo e l'annuncio di una conferenza stampa sui risultati dell'amministrazione.
A Catania nasce oggi Librino App, il nuovo spazio per minori e giovani realizzato dal Comune all'interno di un edificio confiscato alla mafia e ristrutturato con i fondi del PNRR. Oggi l'inaugurazione con il sindaco trentino, l'assessora ai beni confiscati Lombardo e il presidente del Tribunale dei minori di Bella. I nuovi locali sono stati assegnati in concessione a titolo gratuito all'associazione Talitacum. Il progetto mira a diffondere la cultura della legalità attraverso la socializzazione, il supporto educativo e con iniziative a scuola e laboratori per i più giovani. Librino App. Palermo, la fiera avicola ai cantieri culturali della Zisa fa esplodere la polemica e la Fiera dei Polli criticano Lega Ambiente e altre associazioni. L'assessore Cannella replica: non c'è motivo di scandalo. Marco Cullà. D'accordo che magari non gradisci la presenza del Signore, ma segnalarlo in maniera così netta mi pare maleducato. È stata etichettata polemicamente la Fiera dei Polli. Siamo ai cantieri culturali della Zisa a Palermo e in questo weekend va in scena la Fiera Avicola, una mostra di volatili di ogni specie che sta richiamando tantissimi visitatori. La scelta di utilizzare spazio zero per l'esposizione e la promozione di polli da allevamento, a sentire il fronte dei contrari, è incoerente con la missione dei cantieri della Zisa, luogo dedicato ad attività culturali e artistiche. Nel prendere le distanze dalla polemica sulla mostra, l'assessore alla cultura Giampiero Cannella ha detto che non c'è motivo di scandalo, ricordando come lo Spazio Zero abbia già ospitato eventi non strettamente legati alle arti performative o visive. Altri fronti politici sostengono invece che questo evento promuove il rispetto per gli animali e che sceglie di farlo coinvolgendo le scuole e i bambini. Noi proviamo a spegnere polemiche e spigolature, facendovi conoscere Harold, la mascotte dell'evento. Si chiama Harold ed è un barbagiano. È appartenente alla famiglia dei titoni, precisamente Tito Inter della specie. Nello specifico Harold è qui per rappresentare Oblivion, una realtà locale a tema Harry Potter. Ristorazione assieme a intrattenimento. Per l'appunto Harold è qui per questo. Saluta Harold. Credo sia un po' troppo entusiasta. Quantomeno non vi ha dato le spalle. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, con Palermo nel pomeriggio in campo contro il Modena e dal Catania Toscano che dice: vogliamo restare primi. Rimanete con noi, a dopo. Palermo in campo nel pomeriggio al Braglia contro il Modena. Inzaghi ha solo 2 dubbi di formazione, dovremmo dare continuità, ha detto il tecnico in sala stampa. Marco Cullà. Una grande prestazione è quella che chiede Pippo Inzaghi al suo Palermo per la gara di oggi pomeriggio a Modena. Rosanero che sono in scia positiva da 8 partite, ma manca uno strappo importante in un campo insidioso come quello del Braglia. Inzaghi vuole una prestazione gagliarda per mandare un segnale forte al campionato. Il Palermo c'è e vuole correre per la promozione diretta. Penso che sia una partita che arriva, come ho detto alla squadra, che arriva al momento giusto, perché è una partita molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo il Modena una grande squadra che fino a poco tempo fa era prima, che è stata sfortunata in alcune partite dove non ha vinto, per cui sarà un bel banco di prova, però noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Inzaghi sembra orientato a confermare in larga parte l'11 che ha superato lo Spezia. Le scelte di base appaiono definite, con poche ma significative incognite ancora da sciogliere. I principali dubbi riguardano 2 ruoli chiave: il braccetto di destra nella linea difensiva e uno dei 2 posti sulla tre quarti. Beresischi è in vantaggio nel ballottaggio con Peda in difesa, Vasic invece sulle Duaron sulla tre quarti, poi Palumbo e ovviamente poi Giampaolo confermati. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni. Al di là di questi 8 risultati, quello che voglio vedere è la crescita di questa squadra. In queste 2 partite ho visto buone cose, cose dove dobbiamo migliorare chiaramente, per cui voglio
che la squadra mantenga tutto quello che di buono sta facendo ora. Fischio d'inizio alle 17:15 al Braglia, circa 3.000 tifosi rosanero. Il Catania domani gioca al Massimino con il Cosenza, obiettivo restare in testa alla classifica. Miceli in campo dall'inizio, qualche ballottaggio davanti. Marco Carli. Il Catania pronto ad essere accolto al Massimino dopo la bella vittoria di Monopoli per conservare il primato, ma anche per i catanesi che hanno patito la furia di Henry. L'intero incasso della partita con il Cosenza, come ha comunicato Pelligra, sarà devoluto per aiutare a ricostruire dopo la devastazione lasciata dal ciclone. Vogliamo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito la forza di queste mareggiate. Un gesto di cuore, lo stesso messo sul campo dalla squadra in Puglia per rimontare sul finale. Il 2-1 di Monopoli è un'iniezione di fiducia per il futuro. Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere in testa. Per quanto riguarda il mercato è chiuso. Ci avevamo posti degli obiettivi in determinati ruoli dove per infortuni o magari sotto l'aspetto numerico eravamo pochi, l'abbiamo raggiunti. Contro il Cosenza ci saranno tanti volti nuovi da osservare. Miceli soprattutto, che ritrova il rosso-azzurro dopo le giovanili. Carnielutti e Di Noia sono gli ultimi arrivati, ma già vogliosi di dare il contributo. Lunetta non è al meglio, si candidano Bruzzaniti ed Ausilio, ma anche Rolfini che entra nelle alternative lì davanti anche con Forte e Caturano. Da verificare le condizioni di Dini. Ci vogliamo prendere pochi rischi. Il ragazzo è voglioso di giocare, però poi dobbiamo fare una riunione con lo staff medico. Siamo sereni perché Klaus si è allenato sempre in modo straordinario ed è concentrato e sul pezzo per la partita. Catania-Cosenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino alle 14, commenti da studio, più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima a fine gara. Doppia trasferta campana per Siracusa e Trapani. Azzurri in campo oggi a Benevento, i Granata domani saranno ospiti della Casertana. Sergio Colosi. Per il Siracusa, anche in condizioni normali, la trasferta di oggi a Benevento sarebbe chiusa dal pronostico, a maggior ragione in questa fase, con gli azzurri diturati dimezzati dalle cessioni. L'imprevedibilità però è un fattore a supporto di Candiano e compagni, anche se il Benevento formato casalingo insieme al Catania colleziona record e vittorie. Convocati 22 calciatori, compresi nei acquisti Pannitteri e Sbaffo, pronti ad esordire a gara in corso, formazione con Zanini dall'inizio e Contini in attacco. Con un bisogno assoluto di punti, il Trapani ha preparato la trasferta al Pinto di Caserta. Di Noia al Catania è l'ultimo tassello di un mosaico che continua a perdere pezzi nella totale incertezza sul futuro, complice il rinvio al 9 marzo della sentenza del Tribunale federale. La Casertana si è staccata definitivamente dalla corsa alla promozione diretta in B, ma punta al miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Le motivazioni rossoblù quindi sono forti davanti ad un Trapani che per motivi diversi e obiettivi opposti ha altrettanta necessità di muovere la sua classifica. Presi dall'Altamura il terzino Pasquale Ortisi, ex Messina, e dalla Vispesaro il centrocampista Cristian Nina, ma a preoccupare di più sono le prossime partenze con un Trapani sempre più debole e soprattutto con il presidente Antonini in rottura prolungata con tifosi, città e istituzioni. Al Pinto assente lo squalificato Marcolini, in attacco confermato Stauchuk. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.